Fanno discutere i dati pubblicati dalla CGIA di Mestre sui ristori alle imprese. A livello nazionale si parla di qualcosa come 29 miliardi elargiti dal governo Conte su mancati incassi complessivi pari però a 423 miliardi di euro. In Veneto, a fronte di una decrescita complessiva di 45 miliardi di euro, sono arrivati 930 milioni. E su questi dati che parlano così chiaro l'assessore regionale Roberto Marcato non ci sta ed interviene. Questi sono i rapporti fra decrescita economica, quindi mancanza di fatturato di PIL, e aiuti dello Stato, 7%. Marcato va oltre, parla della questione del Sud. Quando questa mattina sento dire dal Premier Conte che se non corre il Sud non corre l'Italia, mi permetto di far notare al Premier Conte che in realtà dovrebbe aiutare i locomotori, le locomotive, traino dell'economia italiana che sono Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, perché senza queste tre regioni non corre assolutamente l'Italia. Nell'idea del Premier, prosegue Marcato, dare ulteriori risorse al Sud che però non porterebbero sviluppo economico, anzi sarebbe un male, dice, per il Sud e l'Italia intera. Perché continuiamo ancora con questa politica che negli ultimi 50 anni non ha dato risultati?